Allora, io credo che, adesso ne cercherò di parlarne col governo, io credo che una triangolazione, Cassa Depositi e Prestiti, banche, comuni, secondo me può, con un marchingegno che non pesi sul debito e sul deficit, possa mettere un po' di liquidità in giro. Io credo che sia possibile, se adesso dicono sta studiando, vedendo, ma questa per me è la questione numero uno, perché ridà un po' di fiducia, mette in giro un po' di cose. Secondo, bisogna in modo selettivo consentire una deroga al patto di stabilità per fare ai comuni un po' di investimenti, perché qualcuno ha qualcosa da vendere e magari riesce anche a fare un po' di investimenti. Ma qui sfugge il piccolo particolare che il 70% delle opere pubbliche in Italia le fanno i comuni, il 70%, e si sta bloccando questa cosa. Abbiamo parlato dell'edilizia, come è messa, lasciamo stare. Ma lì stiamo parlando di piccola impresa, stiamo parlando in modo selettivo. Cosa vuol dire selettivo? Opere catalogate secondo certi indicatori e che possono partire immediatamente. Certo. Questo è il punto. E i comuni ne hanno nei cassetti di cose che possono partire immediatamente. E quindi questa è la seconda cosa. Terza cosa, abbiamo un problema sui consumi, che è abbastanza serio. Qui, insomma, intanto c'è un problema di sistemi tariffati al quale bisogna dare un occhio. Secondo me è troppo tempo che non ci si dà occhio, no? Compresa questa cosa della benzina, cioè, succedono delle cose strane a proposito di regolazione dei mercati finanziari. Cioè noi abbiamo degli fatti speculativi che fanno paura. Cioè noi in questo momento c'è un calo della domanda di petrolio nel mondo e il petrolio tranquillamente aumenta. Dice, stanno scontando la cosa della guerra in Iran. C'è sempre una scusa buona. C'è sempre una scusa buona per giocare al rialzo, giocare al ribasso, eccetera, eccetera, creando tensioni enormi. Ma venendo da noi, per esempio, con Prodi avevamo inventato un meccanismo di accisa mobile, perché la benzina è un prezzo pervasivo, noi abbiamo il 4,5% di inflazione sul carrello della spesa. E se c'è qualcuno, magari qualche banca centrale, eccetera, che pensa che sia sapiente tosare la pecora con un po' di inflazione, e quindi far abbassare anche il carico sul debito pubblico, è una stupidaggine, è una stupidaggine, perché si gioca col fuoco. In Italia noi siamo già al doppio dell'inflazione media europea in questo momento. Cioè da noi sposti un po' di IVA, cioè ti arriva uno tsunami sui prezzi. Abbiamo un sistema che non si autoregola in modo efficiente, quindi attenzione. Quindi l'accisa della benzina, per esempio, fai l'accisa mobile, quel che tiri su in più dall'aumento dei prezzi, eccetera, lo restituisci in riduzione dell'accisa, l'avevamo fatto. Questo ti consente di aprire un tavolo col sistema, con i petrolieri, eccetera, vedere come si autoregolano loro. Sistemi tariffati, abbiamo questa cosa delle bollette elettriche, adesso arriveranno decisioni del governo in queste ore, in questi giorni, e anche sull'industria e sulle attività, bisogna che facciano scelte ben bilanciate, perché noi abbiamo... Non abbiamo saputo niente. Ecco, adesso c'è anche l'IMU, che adesso, c'è ancora... Comunque su questa cosa delle rinnovabili, che sono un pezzo del vostro sistema industriale, che qui nel Veneto c'è la capitale di queste politiche qua. Io anche qui, adesso io non ho voluto fare niente però questa devo dirla, cioè ce l'avevamo inventato un po' noi, le politiche rinnovabili. 3 anni fa, io mi ricordo la fiera di Verona sulle rinnovabili, andai, che doveva venire anche il ministro Prestigiacomo, e dissi questo, come persona informata dei fatti, gli dissi guardate che adesso bisogna risagomare il sistema di incentivazione, risagomare, se no arriviamo come la Spagna che dalla sera alla mattina ha chiuso sul libro perché non ci sta più dentro. Non solo, ma tenendo troppo grasso il cavallo, non corre, ti arriva dentro della gente che ne approfitta facendo brokeraggio, ne approfitta senza fare investimenti economici, eccetera, e cosa.
Si è fatto l'opposto, si è dato un'altra spinta, una bolla. Adesso bisogna rientrare. Qui adesso non c'è tempo, ma spero che si possa discutere con il governo, perché noi, qual è rientrare ok, ma noi dobbiamo rientrare in forme che salvino la filiera italiana. Noi ormai sappiamo bene, ormai dopo anni, sappiamo bene cosa si fa in Italia. Lo sappiamo. Cosa si può fare col biogas negli allevamenti senza usare il mais, che noi produciamo l'inverter e non sappiamo tutto. Quindi attenzione che noi in più noi possiamo fare sull'efficienza energetica, dare un po' di lavoro ancora, perché quella te la paghi sul costo dell'energia e secondo me con un meccanismo di incentivazione puoi fare un po' di... Però insomma voglio andare a chiudere, quindi secondo me bisogna, ecco, poi queste cose richiedono un po' di soldi, quelle cose che ho detto richiedono un po' di soldi, ma non tantissimi soldi. Primo perché una parte di queste secondo me può essere riciclata attraverso la Cassa Depositi e Prestiti e così. Secondo perché alcuni di questi meccanismi ti fanno rientrare in chiave fiscale, ma comunque un po' di soldi ci vogliono. E allora qui noi avevamo l'ultima Salva Italia, avevamo detto alcune cose. Avevamo detto prendete un po' di soldi agli scudati. Prima che arrivasse Monti sembrava un'eresia, me l'hanno detto, è sembrato dell'ignorante. Poi è arrivato per fortuna il professore e ha visto, si può, sì che si può. Soltanto che ha preso 4 miliardi, io volevo prenderne 14, perché uno che doveva pagare il 40, ha pagato il 4, ha portato i soldi via, cose eccetera, può anche pagare il 14. E poi c'è l'evasione. Adesso hanno preso delle misure, vediamo se dopo tante altalene su queste misure fiscali se si portano un po' di risorse, penso di sì, che alla fine un po' di risorse e qui dobbiamo sostenere un po' di iniziative e rilanciare un minimo di politica industriale, perché che mestiere facciamo da grandi è un tema che va sbrogliato oggi. Noi ci eravamo inventati Industria 2015 che era dire da che parte andiamo, come sviluppo le tecnologie del Made in Italy fondamentalmente, come internazionalizzazione, miglioramento dell'ossatura delle imprese, anche qui senza un'enorme quantità di soldi, bisogna riprendere un po' il filo logico di quello che vogliamo fare. Quindi, secondo me, e chiudo, adesso non ho detto tutto perché adesso ho visto che sono stato troppo lungo, ma secondo me se noi adesso, sbrogliato questo tema qui del mercato del lavoro, aprissimo veramente un confronto, forze politiche, governo, sentendo le forze sociali, su 5 o 6 azioni da fare e come sostenerle laddove devono essere finanziate, io sono piuttosto sicuro che qualcosa si riesce a fare. Che qualcosa si riesce a fare cercando di passare dal tema regole al tema come dare un po' di lavoro e tenendo fermo, questo è l'ultimo messaggio che voglio dare, questo tema della coesione. Questo tema della coesione che non è solo rito, deve essere anche una scelta condivisa, pratica e non solo sulle regole. Per esempio, se c'è uno slargo sul tema fiscale, noi dobbiamo tornare, fatemelo dire, a vantaggio dei lavoratori sul cuneo fiscale, perché gli imprenditori pagano troppo e i consumi non girano. Se io dovessi partire da una cosa, parto da lì e questo deve essere condiviso perché la ruota deve girare un po', cioè se non gira la moneta, se non girano i consumi, poi la ruota non gira, se la cava solo chi è sull'esportazione. Per fortuna ne abbiamo, chi è sul mercato interno, piccole imprese eccetera, cede. Questo è il punto fondamentale. Quindi anche nel scegliere le ricette, io credo che la chiave della coesione, dell'interesse reciproco, della collaborazione, è una chiave anche programmatica. Non è vero che quando ti metti d'accordo vuol dire che hai fatto una stupidaggine, perché sta passando singolarmente questa idea. Quando ti metti d'accordo, ciascuno lascia qualcosa sul tavolo di suo, però si porta a casa tutti qualcosa di più.
Questo è il concetto, e guai a noi in Italia se lo disperdiamo, siamo già frantumati, Guelfi e Ghibellini, se davanti alla crisi ci sbraghiamo, io francamente non so più da che parte prenderla dopo, perché diventa veramente difficile. Grazie tante per questo incontro. Bene, grazie.